Messaggio a tutti, non invitatemi a cena. Succede sempre così, arrivi alle 20, alle 22, c'è ancora l'antipasto in forno. Beh, ma è crudo e melone. Poi parte il rito, assaggia questo, devi assaggiare questo, devi assaggiare... Ma che cazzo sono, la ASL? Poi c'è sempre quello che non conosci, ma devi conoscere, è un amico. Io rivendico il mio diritto ma che cazzo è questo? Poi c'è sempre il novello sommelier che ha portato il vino speciale, che beveva la Peroni da 66 fino all'altro ieri. Devi sentire qua il sentore del legno, della ciliegia, è più un'esperienza sensoriale. Li senti i sentori? Non li sento, sono sordo. E poi fino alle 10 non puoi dire parolacce perché ci sono i bambini. Dalle 10 in poi devi stare zitto perché i bambini dormono. Se non ci avessero avuto i bambini, col cazzo che ti invitavano a cena. Poi bisognerà portare qualcosa, non vuoi mica che ti presiedi a mani vuote. Ma io sono genovese, è una tortura. Mi appello alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo. È il momento del dolce. Senti com'è leggero questo tiramisù. Belli pesante come un cinghiale in autostrada. Quindi fate così, non invitatemi. Così io me ne resto bello solo, col pigiama, sul divano, la focaccia a Netflix e bestemmio perché nessuno mi invita mai a cena.